Serie A e Serie B e soprattutto il nostro calcio internazionale, poi un weekend importante anche per lo sci, torna la Coppa del Mondo e poi il rugby, quindi di nuovo Daniela Scalia, tra poco, prima ora. Vediamo subito di quello di cui parleremo in questa ora insieme. Naturalmente andremo a presentare tutto il weekend sportivo e quindi inevitabilmente partiremo dal calcio. Dopo le Coppe Europee torna la Serie A, 14ª giornata, occhi puntati su due anticipi come sempre del sabato. Innanzitutto la Juventus che ospita una regina davvero in forma, ma poi la domenica è ricca di big match su tutti, l'Inter di Mourinho. Tutto questo prima ora. Partiamo allora dallo sci, fa tappa in Sud America per quanto riguarda la Coppa del Mondo, torna in questo weekend, sabato e domenica gare importanti per le donne e per gli uomini. Cominciamo dagli uomini, sentiamo un po' con Marcello Piazzano quali sono soprattutto le speranze azzurre. Ora sentiamo Salvatore Cherchi che ha organizzato questa importante notte della box a Milano, che ha organizzato anche il mondiale vinto da Fragomeni, quindi con il grande successo a Milano. Lasciamo così il pugilato, andiamo a Londra dove c'è per noi Daniela Scalia, lo abbiamo già anticipato in apertura. Andiamo subito a chiedere a Daniela, buonasera, che giornata è stata? Una giornata speciale? Buonasera Davide, in effetti è così. Grazie comunque a Daniela Scalia, aspettiamo quindi con ansia tutti i suoi contributi da Londra e questa giornata speciale. Non bastano i 24 punti per quanto riguarda il miglior marcatore per i Nuggets, il solito Carmelo Anthony. I Nuggets perdono contro New Orleans, il servizio di Nicolo Trigari. Quindi chiudiamo la prima parte di prima ora con le 5 azioni più spettacolari della notte NBA, dopo la pubblicità di nuovo insieme per parlare di calcio. Mattia Notari, quindi il capitano del Mantova. Ora passiamo alla Serie A perché ci sono due anticipi importanti al sabato, alle 20:30 la Juve ospita una regina davvero in forma, allora da Torino sentiamo Alessandro Costa. Grazie per averci seguito, buon fine settimana, arrivederci, buonanotte.